Abbiamo apprezzato molto che fuori del nostro paese, del nostro comune, sia arrivato il nostro dolore, sia arrivata la nostra voce. Una panchina bianca per ricordare una morte bianca. Quella del 23enne Mattia Battistetti, deceduto il 29 aprile dell'anno scorso in un cantiere edile a Busta di Montebelluna. La scopertura nell'area del centro culturale Due Mulini di Castelfranco. Rientra nelle corde della nostra associazione. Nel nostro statuto c'è per definizione l'inclusione. Una panchina, ma di fatto un monumento per non dimenticare chi è uscito di casa per andare a lavorare e non è più tornato. Sono 1441 morti nel 2021, che sono pari a 4 morti al giorno. Drastica l'analisi dell'Associazione degli Invalidi del Lavoro. Gli operai sono ricattabili purtroppo dalle aziende e qui ci dovrebbero essere i controlli dello Spisal e dovrebbero essere con la mano pesante. Ma ancora più forte il grido che la famiglia di Mattia ha lanciato anche in questa occasione. Ho gridato il mio urlo di dolore a tutti, al ministro, ai prefetti, agli onorevoli, ai sindacati. Tutti promettono, lusingano, ma passato un giorno, un altro giorno, tutto cade nel dimenticatoio. È ora di dire basta alle parole soffiate al vento, basta promesse non mantenute. Mattia è stato ucciso. La negligenza e le superficialità di 10 persone indagate per omicidio colposo hanno stroncato per sempre il sorriso di Mattia. Giustizia che noi come famiglia dobbiamo rendergli, ad ogni costo.